Padova è tra le città con il caffè più caro d'Italia, lo rivela uno studio del Centro di ricerca sui consumi in collaborazione con Asso Utenti. Secondo l'analisi, il prezzo medio della tazzina in città ha raggiunto 1,41 euro, posizionando la città del Santo al terzo posto tra le province più care d'Italia, dopo Bolzano e Ferrara. Sì, abbastanza, però non in tutti i caffè, ci sono certi che tengono ancora i prezzi abbastanza bassi, tipo 1 euro, così 1,10 euro, e altri invece che hanno aumentato, però non lo so. E lei cosa pensa di questi aumenti? Penso che ormai aumenta tutto, ormai non ci meravigliamo più di niente perché... Anche solo andare a fare la spesa, vedo qua ultimamente, prendendo sempre più o meno le stesse cose, è aumentato tantissimo. Sì, effettivamente periodo per periodo l'aumento c'è, però rinunciare anche al caffè del bar a volte, io che ho lavorato parecchio in bar, è un po' un sacrificio, allora insomma paghiamo anche questo piccolo aumento. Nel 2021 il prezzo medio nazionale era di 1,04 euro, oggi siamo a 1,25 euro, con un incremento di oltre il 20% in 4 anni. Dipende da che cosa è dettato questo aumento, cioè se si vanno a pagare determinati costi che ci sono prima per produrre il caffè, allora ben venga, cioè se è una questione di sostenibilità, allora posso anche essere d'accordo nel pagare di più per avere un prodotto che rispetta degli standard di sostenibilità. Se invece non è dettato da questo, allora non sono tanto d'accordo, insomma un po' mi scoccia pagare più di 1 euro a un caffè. Non è una cosa bella perché purtroppo di solito caffè e giornale sono i primi sintomi dell'inflazione. È quello che preoccupa perché il caffè che bevo al bar una volta o due al giorno non è che mi comprometta, è tutto quello che ci va di seguito. Il divario tra territori è marcato, se a Padova si supera abbondantemente all'1,40 €, nel sud Italia una tazzina può costare anche meno di 1 euro. È il caso di Catanzaro, la più economica tra le grandi province, dove il caffè resta sotto la soglia dell'euro.